Ciao, buongiorno. Speriamo che il pensiero di oggi vi piaccia. Non dimenticate di lasciarci i vostri commenti. Scriveteci da dove venite, da dove ci ascoltate e se avete dei suggerimenti vi ascoltiamo. Pensiero del giorno, venerdì 19 settembre. Visitare chi è ammalato. La scoperta. Durante la seconda guerra mondiale, quando scendevamo con le mie compagne nei rifugi antiaerei, leggevamo il Vangelo. Lì diceva: amerai il tuo prossimo come te stesso. Matteo, capitolo 19, versetto 19. Allora ci chiedevamo: il prossimo, dove è il prossimo? Il prossimo era lì, in quel malato che non poteva uscire di casa, senza possibilità di mettersi al riparo, bisognoso di cure. Bisognava andare a trovarlo, procurargli le medicine, assisterlo. Venerdì 19 settembre. Visitare chi è ammalato. Chiara Lubick e l'arte di amare, Cittànuova editrice. Parola di vita, settembre 2025. Rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetto 6. Non dimenticate di lasciare un like se vi piace e di abbonarvi e di consigliarlo a qualcuno. Ottimo, vi aspettiamo anche domani. Abbracci e cordiali saluti.